Io penso che a scuola non si deve fare politica. Io penso che la scuola debba essere un ambiente laico in cui ogni ragazzo deve sentirsi libero di sviluppare la propria personalità. Quindi io sono personalmente non favorevole a nessun tipo di influenza all'interno delle nostre classi. Di scuola laica parla l'assessora all'istruzione della Regione Veneto Valeria Mantovan, perentoria sul caso Gaia Righetto, attivista del centro sociale Django che dopo il silenzio del fine settimana ha preso parola rispetto all'attacco alla sua portavoce sferrato dal deputato leghista Rossano Sasso. Una caccia alla strega l'ha definita il collettivo, politica che si spacca tra no comment e dure prese di posizione. Dalla Regione dunque il netto no alla legittimità all'insegnamento, mentre dall'ufficio scolastico provinciale di Treviso non è ancora stato avviato nessun procedimento istituzionale. Attualmente ancora no, quindi per cui si sta valutando quello che avete pubblicato. Su questo caso, poiché sapete sono procedimenti che sono coperti da segreto d'ufficio, quindi preferisco riservarmi. E intanto sono ormai arrivate oltre 4.000 le firme alla petizione lanciata sul web promossa per difendere Righetto e sul caso è intervenuto anche il sindaco di Treviso. Le petizioni online penso che siano la cosa più inutile in assoluto. Devo dire che non ho un rapporto così gioioso con Gaia Righetto, però rispetto le posizioni di tutti, ci siamo sempre scontrati e confrontati rimanendo all'interno dell'alveo però della correttezza, più o meno, con toni più o meno accesi, però devo dire che io non ho elementi per giudicare. Non amo francamente i processi mediatici, nel senso che non amo quando li fanno a me e quindi non voglio entrare nel dibattito di questa discussione. Io mi astengo da giudicare questa vicenda perché poi ognuno di noi deve fare i conti con la propria coscienza.